Come avete letto nell'annuncio, il titolo della conferenza di questa sera è lungo e preannuncia elementi di grande interesse. Habent sua fata libelli, perché la pagina scritta suscita sia paura che desiderio di possesso. Questa è, diciamo, la frase introduttiva. E poi per una storia millenaria dell'umanità impegnata a salvare il libro dalla sua distruzione. Quindi annuncia l'argomento che verrà illustrato in questa sede, in cui il relatore parlerà delle vicissitudini del libro quando sul libro, individuato come un soggetto, si accaniscono le calamità, le guerre, ma anche le censure politiche, ideologiche, religiose, e tuttavia il libro arriva custodito fino a noi e sia il collezionismo privato che le biblioteche pubbliche, tra virgolette, lo salvano. Chi parlerà di questo è Beppe Manzitti, a tutti voi noto, ma mi piace ricordare laureato in storia economica presso allora Facoltà di Economia e Commercio, ha svolto un'impegnativa attività professionale nel settore assicurativo, ma è anche attualmente componente del Consiglio Generale dell'ILSREC e del Consiglio di amministrazione della Giovane Orchestra Genovese, oltre ad altre importanti cariche che egli attualmente ricopre. Conferenziere, saggista, ha collaborato in passato con il Secolo XIX, ha tenuto numerose conferenze anche presso l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere e ha curato edizioni letterarie. Mi piace concludere dicendo che è accademico onorario dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, fatto questo di cui noi siamo davvero orgogliosi. Grazie. Buonasera a tutti e grazie a te per questa presentazione. Dunque, per attirare il pubblico sin dall'inizio, spero che la mia presidente di classe non mi sgrida, intanto sono onorario per cui sono al di sopra della mischia. Quando questo testo verrà pubblicato, io ho scelto 3 exerg. Li cito, ma non li voglio mettere ai voti, se volete li potete anche scegliere. Il primo è: il banale ciottolo della vita quotidiana, se guardato attraverso l'occhio magico della letteratura, può trasformarsi in pietra preziosa. E questa è di Azar Nafisi, la iraniana. Ci sono crimini peggiori del bruciare libri. Uno di questi è non leggerli. E questa è di Joseph Brodsky. E poi il latino: cum libellis loquor, che è di Plinio il Giovane. Poi decideremo quale pubblicare negli atti, perché ne ho una quarta pronta. Bene, per dare avvio a questa conferenza farò ricorso a parole non mie, ma quelle molto più profonde e coinvolgenti di Georges Steiner, che è parigino, nato nel 1929 ed è una figura di primo piano della cultura internazionale. E sono scritte sulle pagine che aprono la sua opera intitolata I libri hanno bisogno di noi. Scritte queste parole all'inizio, e ne riprendo una parte. Quelli che bruciano i libri, che mettono al bando e uccidono i poeti, sono ben consapevoli di ciò che fanno
È incalcolabile il potere indeterminato dei libri ed è tale proprio perché il medesimo libro, la medesima pagina, può avere sui lettori gli effetti più disparati. Può esaltare o avvilire, sedurre o suscitare disgusto, stimolare alla virtù o alla barbarie, accentuare la sensibilità o banalizzarla. A seconda delle fasi della vita, un libro susciterà nello stesso individuo, reazioni del tutto differenti. In realtà, i libri sono la chiave d'accesso per arricchire la nostra esistenza. L'incontro con il libro può essere del tutto casuale. Walter Benjamin lo insegnava e Borges ne ha fatto la mitologia. Un libro autentico non è mai impaziente. Può attendere un secolo per risvegliare un'eco vivificante. Può essere in vendita a metà prezzo in una stazione o attenderci su uno scaffale di libri usati. Come è stato noto, molte volte sono intervenute la censura politica, religiosa e razziale. Le catastrofi naturali, come alluvioni e terremoti, furti, e il fuoco, che di norma è quello che ritorna con più inquietante frequenza, perché, come si sa, la carta brucia molto facilmente. Anche circostanze storiche, soprattutto le guerre, hanno fatto la loro parte nel creare un vuoto incolmabile, provocato non solo dai massicci bombardamenti, ma anche da saccheggi in biblioteche pubbliche e collezioni private. E i tentativi di mettere in salvo ciò che era stato scritto non sempre sono andati a buon fine. Vi è poi la volontà degli eredi, che il più delle volte non possono o non vogliono avere a che fare con questo ingombrante materiale. Accade anche che dei testi siano caduti sotto la mannaia dell'autocensura da parte dello scrittore stesso, insoddisfatto del suo lavoro. Ed è anche molto lunga e sorprendente la lista d'attesa di molti autori che prima che le loro opere venissero pubblicate dalle case editrici si sono poi rivelati capolavori osannati dalla critica e dall'accoglienza del pubblico. Inizio quindi questa carrellata sul percorso drammatico e distruttivo delle traversie incontrate dal libro nel corso dei secoli, iniziando da in alcuni casi, per così dire, a lieto fine, anche se talvolta con risvolti dolorosi, e cioè i casi di rifiuti alla pubblicazione di un manoscritto da parte di uno, e in alcuni casi anche da più editori, rifiuti non dettati da atteggiamenti censori di carattere politico-religioso, ma da errori superficiali di valutazioni critico-letterarie da parte della casa editrice. E la lista è in effetti piuttosto lunga e clamorosa. Il primo tomo della Recherche, e questo è arcinoto, di Marcel Proust, Du côté de chez Swann, venne rifiutato da Gallimard e pubblicato da Grasset nel 1914. André Gide, cui si attribuisce un ruolo determinante nella decisione negativa, se ne pentì per tutta la vita, anche se in seguito Gallimard riuscì ad ottenere la stampa dei volumi successivi di quel monumentale capolavoro. La fattoria degli animali di Orwell fu rifiutato nel 1945 addirittura da Eliot, che era allora responsabile della grande casa editrice Faber & Faber. Via col vento
di Margaret Mitchell, e siamo nel 1936, era stato rifiutato ben 38 volte. Una sorte analoga toccò al diario di Anna Frank, che, come sapete, nel 1947 respinto per ben 15 volte. Rasenta l'ironia, il rifiuto alla pubblicazione della spia che venne dal freddo di John le Carré, che uscì nel 1963, motivata dalla convinzione che l'autore non avrebbe avuto futuro. Un altro classico caso con dei risvolti tragici è quello dello scrittore Guido Morselli, nato a Bologna nel 1912. Tutte le sue opere vennero sempre rifiutate e questo lo portò alla decisione estrema di suicidarsi nel 1973. Antonio Porta, che è lo pseudonimo di Leo Palazzi, scrisse su di lui questo brano sul Giorno. È molto chiaro, molto anche incisivo. Si è avuta paura che la buona merce, detto in termini commerciali, cacciasse dal mercato quella cattiva. Poiché il mercato è dominato dalla merce scadente, pubblicare Morselli significava gettarvi lo scompiglio e mandare a fondo tutte le monete false che si vogliono far credere autentiche. Poi accadde che per le cure della casa editrice Adelphi le sue opere siano finalmente uscite, postume, ed il suo catalogo comprende adesso, mi sembra, 11 suoi titoli, che sono già stati più volte ristampati. Mi soffermerò però, e mi scuso sin d'ora se queste ulteriori notizie già ne foste a conoscenza, su due episodi particolari di scrittori italiani che hanno da tempo riscosso un successo planetario e considerati dei classici della lettura del Novecento, cioè Se questo è un uomo di Primo Levi ed è Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Se questo è un uomo è indubbiamente uno dei capolavori della letteratura del Novecento. Il quotidiano francese Le Monde lo ha inserito nel 1999, quindi a fine secolo, nella classifica dei 100 libri del Novecento. La storia del volume fu tormentata e Einaudi, su indicazione di Natalia Ginzburg e Cesare Pavese, rifiutò il libro nel 1947. Il testo di Primo Levi, morto, come sapete, suicida nel 1987, venne pubblicato dal piccolo editore di Torino De Silva, nella collana Biblioteca Leone Ginzburg, diretta allora da Franco Antonicelli. L'edizione, stampata in 2500 copie, vendette al di sotto delle aspettative e fu ignorata dalle grandi firme delle terze pagine dell'epoca, con l'eccezione di Arrigo Caiumi sulla Stampa e di Italo Calvino sull'Unità. Si stima che ne furono in effetti venduti solo 1400 esemplari. I rimanenti resteranno nel magazzino della Nuova Italia a Firenze, dove annegheranno nell'alluvione dell'autunno del 1966. Da qui la rarità della prima edizione. Ernesto Saba scrisse nel 1948 un piccolo rimprovero dei Einaudi.
Levi ha scritto un bellissimo libro che avrei voluto vedere fra le tue edizioni. Nel 1956 lo scrittore lo ripropose a Einaudi, che lo pubblicò, anche se con varianti rispetto alla prima edizione, ma con un'efficace sovracopertina appositamente disegnata dal grande poliedrico artista Bruno Bonari. Nello spiegare con poche ma lapidarie parole il rifiuto da parte dell'Einaudi di pubblicare il libro di Primo Levi, bastano queste pronunciate dal suo amico Ernesto Ferrero: lo capimmo troppo tardi. Le traversie della pubblicazione del Gattopardo hanno caratteristiche e motivazioni diverse, riguardano più profili letterari e commerciali. Il racconto di uno scampato da un campo di sterminio nazista era un argomento che negli anni dell'immediato dopoguerra e dalla ricostruzione del paese era sentito come un argomento talmente incredibile, aberrante ed angoscioso che si preferì non proporlo alla mente e alla coscienza dei potenziali lettori. Siamo quindi nel 1956, quando i lettori della Mondadori, deputati ad esprimere un giudizio, e lo stesso Elio Vittorini, che poi esaminò fra l'altro il datelo scritto anche per Einaudi, commisero un madornale errore commerciale più che critico. Essi infatti riconobbero nel Gattopardo il talento di uno scrittore. La risposta personale di Vittorini all'autore fu stringata e lapidaria. Sentite, come recensione non c'è male, ma pubblicazione niente. Se Vittorini, e questo è il punto, era un letterato in grado di riconoscere un avversario degno di considerazione, sosteneva anche, d'altro lato, di essere l'uomo meno adatto per proteggerlo. Tant'è vero che addirittura lo segnalò la Mondadori, tanto era convinto del valore del libro. Sfortuna volle che alla Mondadori il burocrate di turno, invece di rispondere nell'abituale tono interlocutorio, restituisse il dattilo scritto al mittente con le generiche frasi d'uso. Il Gattopardo uscì, come sapete, postumo nel mese di ottobre del 1958 a cura di Giorgio Bassani nella collana I Contemporanei, a seguito di un decisivo intervento di Elena Croce, che ricevette attenzione purtroppo tardi, solo dopo parecchi mesi, ed ebbe un tale immediato successo che in breve spazio di tempo le 3.000 copie della prima edizione, della prima tiratura, come le 4.000 della seconda, si esaurirono così rapidamente che la Feltrinelli ne diede alla stampa una terza nel mese di dicembre. Qui ho preso una nota che dice che ad un certo punto Feltrinelli iniziò a ristamparne una alla settimana. La settima uscì addirittura a gennaio del 1959, quindi praticamente a 2 mesi di distanza dalla prima tiratura. Il biografo di Lampedusa, David Gilmour, annota che nel 1988 erano uscite ben 122 edizioni italiane. Penso che il lettore di un'edizione recente di un classico dell'antichità greco-romana, che si tratti di Pindaro, di Euripide, di Apuleio o di Catullo, a meno che non sia uno studioso di filologia classica, non si ponga la domanda, peraltro cruciale,
di come abbia fatto quel testo, redatto tanti secoli prima dell'invenzione della stampa, attenzione, prima dell'invenzione della stampa, ad arrivare fino a noi. Ecco infatti il titolo Habent sua fata libelli. I libri hanno il loro destino, ciascuno il proprio destino, che è il titolo pubblicato nel 1921 da un certo Maurice Bering, che testimonia come il destino di tante opere greche e romane sia stato veramente appeso ad un filo. Su questo tema del libro perduto e ritrovato ha redatto un prezioso libricino Tommaso Braccini, che ci porta a riflettere sul cammino accidentato che tante opere divenute classiche hanno dovuto percorrere per arrivare fino a noi. 1000 peripezie, minacciate da crociati ignoranti, pirati turchi o sepolte per secoli in umide grotte, trafugate, censurate e falsificate. Tra i numerosi esempi scelti dall'autore, da Braccini, che sono studiati con estrema cura e narrati in una piacevolissima forma narrativa, ne cito 2, perché presentano aspetti assai singolari e anche ameni. Frammenti delle Baccanti di Euripide sono stati rinvenuti incorporati nel racconto della passione di Gesù Cristo, mentre le pagine più piccanti del Satiricon di Apuleio avevano trovato rifugio nelle carte dei monaci di Monte Cassino. Sull'argomento del libro perduto ne ha detto una delle sue tante brillanti ed argute osservazioni Umberto Eco. Eccola. Se i libri dovessero sparire, allora per noi tanto meglio. Le nostre collezioni sarebbero con i dinosauri, ancora più preziose. Vi sono anche casi in cui l'autocensura non viene realizzata per mano dello scrittore, ma da questi affidata ad altri. 2 casi sono ben noti e dobbiamo tessere le lodi degli amici legatari della volontà dello scrittore che gli abbiano disobbedito. Il più antico è quello di Virgilio, che in punto di morte lasciò detto ai fedeli e devoti Vario Rufo e Plozio Tucca di distruggere l'Eneide. Per fortuna i 2 amici salvarono il manoscritto, che per ordine dell'imperatore Augusto venne poi trascritto. Molti di noi ricordano i versi di Dante: tu sei quel Virgilio, o degli altri poeti, onore e lume. Tu sei lo mio maestro. Il secondo caso è quello di Kafka, che prima di morire prescrisse tassativamente all'amico Max Brod di dare alla fiamme tutti i suoi manoscritti, che furono invece da lui saggiamente risparmiati. Una altra avventura differente nel suo svolgersi è quella che concerne Mikhail Bulgakov ed il suo splendido romanzo Il maestro Margherita. Qui si tratta di un vero e proprio caso non tanto di autocensura, ma di un volontario auto-editing. Bulgakov era venuto infatti a conoscenza che l'occhiuta ed intollerante censura del governo sovietico, in pieno regime staliniano, avrebbe mutilato con pesanti tagli la sua opera e pertanto decise di distruggerla e di scriverne una seconda versione.
Il lato più incredibile di questo episodio non è tanto e soltanto quella della capacità dello scrittore russo di riscriverla, ma che abbia avuto l'intelligenza, l'intuito e la finezza di capire ciò che andava corretto o omesso. La stesura definitiva, quella arrivata fino a noi clandestinamente, dopo altre disavventure censorie, già letta da milioni di appassionati, è la riscrittura di un genio che teneva custodito nella sua mente un pugno di cenere in una stufa. Inizio ora il racconto, questo sì, devastante e distruttivo, che il libro ha dovuto attraversare lungo la sua storia secolare, cui hanno contribuito eventi naturali, terremoti, inondazione, ma anche saccheggi e furti, oltre alla persecuzione e gli auto da fè voluti dall'uomo. I libri non sono forse il riflesso fedele di ciò che il genio umano, ispirato più o meno bene, ha prodotto? Appena formulata, questa domanda genera in noi dei dubbi. Come non ricordare i roghi in cui tanti libri furono distrutti? In cui furono distrutti, come se i libri e la libertà di espressione di cui sono diventati simbolo avessero generato altrettanti censori per controllarne l'uso e la diffusione e talvolta per confiscarli per sempre. La storia della produzione dei libri è indissociabile da quella di un autentico bibliocausto, sempre rinnovato. Censura, ignoranza, stupidità, inquisizione, auto da fè, negligenza, distrazione, incendi hanno rappresentato poi altri scogli, talora fatali, sul cammino del libro. I libri e le opere d'arte vengono distrutti ancora e laddove vanno al rogo artisti e scrittori, o per risparmiare legna da ardere vengono semplicemente uccisi. Plaudiamo quindi all'immaginazione e celebriamo i poteri infiniti e sovversivi del libro. Un mondo senza immaginazione sarebbe come un pianeta polveroso senza nient'altro da respirare fuorché metano. Inizierò dagli incendi. Era una gioia appiccare il fuoco. Questo è l'incipit del romanzo dello scrittore americano Ray Bradbury, Fahrenheit 451, pubblicato nel 1953. Proprio all'inizio parla del personaggio Montag, che alla fine cambierà idea grazie ad un'avventura amorosa. Il sangue gli martellava contro le tempie e le sue mani diventavano le mani di non sai che direttore d'orchestra che suonasse tutte le sinfonie fiammeggianti, incendiarie, per far cadere tutti i cenci e le rovine carbonizzate della storia. Il misterioso incendio di Londra del 1666, che distrusse quasi un quarto della superficie cittadine, ridusse in cenere oltre 13.000 case, circa 90 chiese e ridusse in polvere milioni di libri.
La rivoluzione francese, mentre la ghigliottina faceva il suo lavoro, eliminando migliaia di francesi, abbattendo la monarchia e l'ordine feudale, si distinse per saccheggi contro i beni di tutti coloro considerati nemici della libertà. Durante tutto il periodo del terrore, nella sola Parigi più di 8.000 libri furono distrutti e nel resto del paese più di 4 milioni subirono la stessa sorte, di cui più di 25.000 erano antichi manoscritti. Molta carta venne anche fabbricata per costruire cartucce. Non si ricorda conflitto che non abbia colpito biblioteche, dandole in pasto al fuoco sul posto o bombardandole dal cielo. Così accadde durante la guerra civile in Spagna da entrambe le fazioni in lotta. Furono distrutte chiese, conventi ed archivi, con i preziosi tesori che custodivano. Nel corso della guerra di indipendenza, gli americani avevano conquistato nel 1813 il Canada, dove misero a fuoco e fiamme il Parlamento e la sua biblioteca. Ma l'anno dopo, le truppe britanniche, sbarcate nel frattempo nella baia di Chesapeake, stavano avanzando rapidamente su Washington. Il loro comandante aveva impartito ordini precisi di distruggere tutto ciò che incontravano nella loro strada, applicando senza pietà la legge del tagliore. La Casa Bianca, il Tesoro, il Campidoglio e la Biblioteca del Congresso vennero ridotte in cenere il 24 agosto. Un secolo esatto dopo l'incendio di Washington, un altro esercito invasore si imbatté in una biblioteca e la considerò l'obiettivo più efficace per colpire al cuore il nemico. Nel 1914 l'esercito tedesco incendiò l'Université catholique di Lovagno, ospitata in splendidi edifici barocchi, che allora possedeva più di 300.000 volumi, tra cui circa 1.000 manoscritti, per lo più testi classici e religiosi, opere dei padri della Chiesa, senza dimenticare una notevole collezione di incunaboli. Ne nacquero, naturalmente, polemiche in tutto il mondo sulle ragioni di questo scempio, con accuse a mezzo stampa e contraccuse dalle due parti in guerra, raccontate con cura e nei minimi dettagli da Richard Ovenden, che è un bibliotecario della Bodleian Library dell'Università di Oxford, in un suo libro che è tradotto in più lingue, tra cui l'italiano. Bruciare i libri, la cultura sotto attacco. Una storia millenaria, Milano, Solferino, 2021. La storia dell'università belga è assai insolita, perché il suo dramma purtroppo si ripeté una seconda volta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Su The Times del 31 ottobre 1940, in un articolo intitolato Louvain Again, Lovagno di nuovo, il corrispondente belga riferiva: i tedeschi stavolta hanno dichiarato che sono stati gli inglesi a darle fuoco, ma nessuno in Belgio dubita della responsabilità tedesca. Il 6 agosto del 1945, alle 8:15 del mattino, l'aeroplano B-29 Enola Gay sganciò una bomba atomica su Hiroshima e 3 giorni dopo ne fu sganciata una seconda su Nagasaki. In quei 2 giorni
100.000 giapponesi persero la vita e le 2 città vennero rase al suolo. Fu una apocalisse di morti e di distruzioni. Come danno collaterale, così si direbbe oggi, vennero danneggiate moltissime biblioteche in tutto il paese. La più colpita fu quella di Nagasaki, che scomparve del tutto portando via una preziosissima collezione. Ci sono poi motivi etnici, religiosi e nazionalistici uniti tra loro che riescono ad innescare una miscela esplosiva e mortale. Questa è stata la miccia che ha scatenato la cruenta e straziante distruzione della città di Sarajevo. La sera del 25 agosto 1992 le truppe serbe iniziarono a bombardarla. Il primo edificio preso di mira era un bersaglio di valore simbolico, la Biblioteca Nazionale ed Universitaria della Bosnia ed Erzegovina. Infatti, nessun edificio nelle vicinanze fu toccato. L'attacco era stato voluto dal presidente serbo Slobodan Milosevic nella campagna d'annientamento della Bosnia. La biblioteca conteneva oltre 1,5 milioni di libri, manoscritti, carte geografiche e altro materiale. Fu deliberatamente, secondo l'opinione di molti storici e di molti cronisti che si trovavano sul posto, che le milizie serbe non aspiravano solo alla vittoria sul campo, ma ad eliminare del tutto la popolazione musulmana ed il suo patrimonio culturale. Fahrenheit 451 è la temperatura che brucia la carta, ma bruciare un'intera biblioteca richiede molto più tempo. Nei giorni seguenti la cenere dei volumi ricadde sulla città come uccelli neri, nelle parole dello scrittore e poeta bosniaco Valerijan Đujo. Una narrazione a parte meriterebbe la cosiddetta Haggadah di Sarajevo, un importante manoscritto miniato molto significativo per l'ebraismo. Esso venne realizzato in Spagna a metà del XIV secolo ed ebbe una lunga storia di perdite e di ritrovamento. Gli ebrei che vivevano in Spagna fuggirono dalla Spagna dopo l'occupazione ottomana, musulmana, ed è con l'Haggadah che fuggirono. Ora essa è tornato al Museo Nazionale ed è stato iscritto nel registro della memoria del mondo, compilato dall'UNESCO. Durante l'Olocausto, eliminare archivi e biblioteche era una vera e propria offensiva culturale. La macchina nazista non voleva soltanto eliminare l'ebraismo, ma tutti gli aspetti del suo mondo, dagli esseri umani alla sua memoria storica. I fondamentalisti più accaniti istintivamente vogliono bruciare i libri. I musulmani che conquistarono Alessandria appiccando il fuoco alla sua leggendaria biblioteca avrebbero dichiarato: se contiene il Corano ne abbiamo comunque altre copie, altrimenti non vale la pena conservarle. Esistono però anche esecuzioni a fuoco lento.
La censura è onnipresente e vecchia come la scrittura. Ha accompagnato il cattolicesimo romano lungo tutta la sua storia. Non vi è assolutamente alcuna possibilità di valutare l'immensità dei testi purgati, falsificati o decisamente ridotti al silenzio. Ma le nostre sedicenti democrazie non sono poi meno colpevoli. Classici e opere di letteratura contemporanea sono stati censurati, ritirati dagli scaffali delle biblioteche pubbliche o scolastiche in nome di un politically correct, tanto puerile quanto degradante. In buona parte del mondo moderno, Cina, India, Pakistan, ovunque prevalga l'eredità spettrale del fascismo e dello stalinismo, in stati più o meno di polizia, nelle teocrazie dell'Islam e talvolta in America Latina, vengono censurati libri, gettati in prigione gli autori, lanciate le fatwa. Ci basti ricordare quella di cui è stato vittima Salman Rushdie. A questa lista, lo vediamo quasi quotidianamente, purtroppo, si sono aggiunti anche gli Stati Uniti, sotto le maglie dissennate del suo presidente, che tra le altre esternazioni censorie taglia i fondi alle università, luoghi deputati alla trasmissione del sapere alle giovani generazioni. George Steiner, nelle pagine del suo libro che ho già citato più sopra e dalla quale ho preso spunto per questa parte della mia dissertazione, mette in relazione come le relazioni tra la censura e la creatività possono rivelarsi invece stranamente fruttuose. Lo cito testualmente: la storia gloriosa della poesia e della narrativa russa, da Pushkin a Pasternak a Brodsky, sembrano legate in complesse forme dialettiche alle pressioni ed alle minacce concomitanti della censura. Ciò che è sovversivo in una grande letteratura che dice no alla barbarie, alla stupidaggine, alla banalizzazione delle nostre attività e dei nostri giorni, si è sempre sviluppato indirizzando le proprie energie contro la censura e l'oppressione. Spremetici come olive, diceva Joyce a proposito della censura cattolica. Siamo delle olive. Ed ora leggiamo queste parole che vengono dall'oscurantismo iraniano. Sono di Azar Nafisi, l'autrice del magnifico e dolento affresco di vita Legge Lolita a Teheran. Cito: nella Repubblica Islamica la gioia di insegnare era costantemente guastata dalle aberrazioni e dalle strutture che il regime ci imponeva. Com'era possibile fare bene il proprio mestiere quando il primo pensiero dei rettori non andava alla qualità del lavoro ma al colore delle labbra? Oppure quando certi colleghi si preoccupavano soltanto di espungere la parola vino da un racconto di Hemingway. Pierluigi Battista, in un suo prezioso libro, riesce a evocare in poche pagine e in modo brillante e ben documentato una galleria di macabri personaggi che si sono accaniti contro il libro ed i suoi autori. Prende le mosse da Pol Pot. Era terrorizzato, scrive lo scrittore, dal potere dei libri
e prima di massacrare un terzo della popolazione cambogiana intimò alle bande dei suoi adolescenti assassini di denunciare i genitori che avessero commesso il crimine borghese di possedere una biblioteca. Anche Hitler era terrorizzato dalla cultura perché ne sentiva, come Pol Pot, la seduzione. I giovani indottrinati che il 10 maggio 1933 inscenarono a Berlino ed in altre città la macabra rappresentazione del falò dei libri, ostile allo spirito tedesco, selezionavano con cure la spazzatura intellettuale di sinistra, giudaica ed immorale. Nella Francia occupata, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'occupante pubblicava con regolarità le famose liste 8 dal nome dell'ambasciatore tedesco in Francia, Otto Abetz, ma non riuscirono ad intercettare la pubblicazione clandestina da parte di coraggiosi patrioti delle Éditions de Minuit, che uscirono alla macchia addirittura in 22 volumi. Il primo è il celebre Silence de la mer di Vercors, che venne tradotto subito dopo la guerra e pubblicato dai Einaudi. Lo storico Robert Conquest, in definitiva, ha definito il Novecento il secolo delle idee assassine. I libri vengono bruciati da fanatici, non dagli ignoranti. Solo che dall'ignoranza, aggiunge Battisti, si può guarire. Dal fanatismo no, quasi mai. Pol Pot aveva studiato alla Sorbona ed anche Khomeini, nel suo esilio parigino, aveva divorato quantità immense di libri, ma tornato al potere si accanì contro gli scrittori cosiddetti blasfemi. Mao Zedong, da giovane, era stato un diligente bibliotecario a Pechino. Ben note le traversie che incontrarono prima che venissero pubblicati in Occidente il dottor Zivago di Pasternak e Vita e destino di Vassili Grossman. Fu solo anni dopo che ne fu autorizzata la pubblicazione in Russia. L'elenco dei libri censurati o portati in giudizio per oscenità o per offesa alla religione è lunga. Si va dai Fleurs du Mal di Baudelaire all'amante di Lady Chatterley di D.H. Lawrence, a Oscar Wilde e all'Ulysses di Joyce. Venendo ora a trattare anche della censura religiosa, essa fu particolarmente severa nel XVI secolo come reazione alla riforma protestante. Nel 1559 Roma pubblicò il primo Index Librorum Prohibitorum, che comprendeva non solo libri di contenuto religioso, ma anche opere letterarie, politiche, storiografiche. L'ultima edizione dell'Index venne pubblicata nel 1948. Nella sua prima edizione figura anche Girolamo Savonarolo, che, scomunicato nel 1497 da Papa Alessandro VI, venne impiccato e bruciato sul rogo l'anno successivo come eretico e scismatico. Le sue opere vennero rimosse soltanto nel 1740 da Papa Benedetto XIV.
Un ultimo capitolo riguarda i furti di libri, ma intendo dire furti, non saccheggi in tempo di guerra, intendo dire furti compiuti da persone addette ai lavori, e uno lo conoscete già, forse l'altro è meno noto ma ancora più avventuroso. Allora, i furti di libri ne avvengono quotidianamente in biblioteche o nelle librerie, ma furti massicci di libri sono stati solo effettuati, a quanto mi risulta, da 2 studiosi e bibliotecari italiani. Quindi abbiamo questo posto sul podio. Pochi conoscono la storia di Guglielmo Libri. Il suo cognome completo è Libri Carucci della Sommaria e il motto, badate bene, nomen omen, si adatta alla perfezione al caso in questione. Era nato a Firenze nel 1803, era un uomo colto, studioso e valente matematico, con cattedra addirittura al Collège de France in matematica, ma pure un appassionato ed espertissimo bibliofilo, occorre dire sui generis, dato che non esitava a strappar via dai volumi le pagine che più gli interessavano. Delitto, crimine mortale per qualsiasi bibliofilo. La maggior parte dei furti la perpetrò alla Laurenziana di Firenze e poi in Francia, dove si era trasferito. Alla metà degli anni 40, resosi conto che stava per essere smascherato, si rifugiò in Inghilterra portando con sé 18 bauli contenenti la rifurtiva. Fu poi abilissimo nel vendere, dopo la prima denuncia, la sua collezione a Lord Bertram Ashburnham. Nel 1848 venne condannato a Parigi in contumacia a 10 anni di prigione. Se la cavò con destrezza, perché con l'aiuto di amici influenti rientrò in possesso di 15.000 dei suoi volumi, che, venduti sul mercato antiquario inglese, gli fruttarono 1 milione di franchi, una somma enorme che gli consentì di vivere nel lusso. Il secondo caso è arcinoto, è quello del direttore della biblioteca dei Gerolamini di Napoli, che era cara a Giambattista Vico, e cioè Massimo Marino De Caro, che venne processato e condannato a diversi anni di prigione. Il caso così clamoroso ottenne l'attenzione della cronaca, dei media e persino la pubblicazione di un libro di Sandro Luzzatto intitolato Max Fox, cioè Max la Volpe, dal soprannome utilizzato da De Caro sul suo profilo Skype. Adesso vorrei chiudere con parole più alate delle mie, che traggo da questo libro di Hermann Hesse, Una biblioteca della letteratura universale. Lo scritto è del 1930 e si intitola Magia del libro. Leggerò solo 2 frasi. Dei molti universi dell'uomo che l'uomo non ha ricevuti in dono dalla natura, ma che si è foggiati traendoli dal suo spirito,
l'universo dei libri è il più vasto. Senza la parola, senza la scrittura e senza i libri non si dà storia, non esiste l'idea di umanità. Grazie per l'ascolto. Bene, ringrazio Beppe Manzitti per questa dotta e attraente conferenza che ci ha informato su molti aspetti, ma certamente ha generato anche non poche suggestioni, credo, in tutti noi. Ci sono interventi, ci sono domande, ci sono curiosità? Attirati. Una curiosità, su una bancarella in Piazza Banchi, un mese fa circa, ho trovato un libro che sa, un foglio grande, un po' mal ridotto, tutto in latino. Poi mentre lo sfoglio guardo, era l'enciclopedia del Kircher, il secondo volume. Ci manca qualche pagina, però su internet riesco a recuperare le pagine intere, quindi tra un po' le potrò fotocopiare e completare. Quindi, bene o male, ho salvato una coppia, mezza coppia, di un libro piuttosto importante. Beh, ma complimenti! E l'ho pagato poco, da buon genovese. Questo è un elemento aggiuntivo. È importante. Però, voglio dire, hai fatto un'opera meritoria. E quello che me l'ha venduto mi ha detto: guarda, se non lo do a te va a finire che si rovina. Sì. E quindi l'ho messo in biblioteca. Allora cosa posso dire? Che chi te lo ha venduto ha una stima di te, perché Sì, ha usato delle parole, no? Sì, sì. C'è un rapporto di amicizia, tanto, sì. C'è un rapporto di amicizia Sì, che mi porterebbe molto lontano su un altro discorso che invece riguarda l'intelligenza artificiale, e cioè la vendita in libreria. È vero? Il contatto umano. Certo, il contatto umano. Sì, certo. Adesso devo bisticciare con quello delle fotocopie, ma vabbè. Che ora è? Se volete vi leggo anche un pochettino della parte che riguardava l'intelligenza artificiale, ma forse improvviserei, perché non l'ho ancora ordinata bene. Perché no? Perché no? Perché è abbastanza conseguenziale. Ma volete proprio? Non so. Forse non ne ho voglia io perché ho una mezza influenza, ma proviamo. Poi Stella, questo naturalmente lo rielaboro, No, ce l'ho scritto, guarda, ma pensavo di non parlarne. Allora, al Dartmouth College nel New Hampshire, i padri fondatori dell'intelligenza artificiale si riunirono per dare origine ad un nuovo programma di ricerca informatica. Non si erano immaginati lo tsunami che l'intelligenza artificiale avrebbe generato nella vita sociale, politica ed economica. La decisione di coniare intelligenza artificiale fu adottata per una serie di prototipi e ricerche informatiche che davano buoni risultati nell'apprendimento e risoluzione dei problemi. Era puramente in quel momento un avanzamento scientifico e tecnologico senza aspettative di carattere catastrofico come quelle che avvengono oggi. Ma io forse ve lo riassumo così, nel senso che l'intelligenza artificiale è oramai di uso comune e ci facilita in molti compiti, non c'è il minimo dubbio. Non possiamo più privarci del cellulare, non possiamo più rinunciare a certi meccanismi nuovi nelle automobili,
ha consentito dei notevoli progressi in materia agricola, in materie scientifiche, nella ricerca medica, nella ricerca farmaceutica, eccetera. Quindi voglio dire, quello che però occorre tenere presente è che l'intelligenza artificiale non ha coscienza, e naturalmente, se male utilizzata, come può accadere, può portare a risultati volutamente sbagliati. Per esempio sul discorso del cambiamento climatico, eccetera, eccetera. In fondo la tecnologia non è neutrale, è sempre modellata dagli interessi e dai valori della comunità che la progetta, la finanzia, la regola e la utilizza. Ci basti ricordare le immagini disgustose uscite per giunta non da un uomo qualunque, ma dal Presidente degli Stati Uniti, della coppia Obama vestita da gorilla nella giungla. Ecco, questi sono gli effetti perversi dell'intelligenza artificiale. La cosa preoccupante è l'uso e l'abuso da parte dei giovani, perché riduce la capacità della loro memoria e del loro apprendimento. Vi voglio leggere questo, in effetti. Quando prima accennavo al problema tuo, no? Del contatto umano, bisogna non dimenticare le conseguenze sociali e sul mercato del lavoro che provocherà il costante ed inarrestabile sviluppo dell'intelligenza artificiale. Numerose mansioni potranno essere svolte in parte o del tutto da macchine. Nel solo settore bancario, in Europa, potrebbero venire tagliati 200.000 posti di lavoro in 5 anni e si parla di 92 milioni di ruoli lavorativi che scompariranno o muteranno nettamente entro il 2030. Ma vengo al punto. Avevo scritto questo. E che dire sulla distribuzione e vendita del libro in libreria, sotto attacco da Amazon e da altri motori di ricerca che utilizzano per raggiungere il cliente un utilizzo molto performante e semplice dell'intelligenza artificiale? Vedi Amazon. Il punto dello stato dell'arte è stato fatto di recente durante il seminario della scuola per librai Umberto ed Elisabetta Mauri, che si tiene ogni anno a Venezia presso la Fondazione Cini, nell'isola appunto della Fondazione Cini. E questa si chiama Scuola per librai Umberto ed Elisabetta Mauri. Allora, Vittorio Graziani, che è un libraio che io conosco, milanese, della storica libreria Centofiori di Milano, ha tenuto un intervento intitolato Customer Care, il punto di vista del libraio. Uno stralcio del suo discorso è stato pubblicato sul Domenicale del Sole 24 Ore del 25 gennaio, un mese fa. Riassumendolo e anche in parte citandolo, il libraio ha evidenziato come dato di partenza il fatto che il solo motore di ricerca di vendita online Amazon si è preso il 40% del mercato. Quali sono, in sintesi, secondo Graziani, le ragioni del successo di Amazon e come è possibile sperare di impedirne la crescita?
Nel suo esame prende in considerazione sia le librerie indipendenti che le grandi catene di distribuzione. Il tuo era un banchetto, se ho capito bene. È una libreria indipendente, insomma, piccola. A queste ultime attribuisce l'errore, cioè le grandi catene di distribuzione, nel cercare di sviluppare anch'essa la vendita online. Attenzione, hanno cercato di sviluppare la vendita online, che è una strada più che ovvia da tentare, di aver sacrificato quella preziosa risorsa che Amazon non ha. Ecco che vengo a te, e cioè il libraio, obbedendo, parla delle grandi catene, a quella ghigliottina che è la produttività, trascurandone anche la sua formazione, cioè la formazione del libraio, ed il senso di appartenenza. Dove esiste il senso di appartenenza in una grande libreria? Non lo so, non lo vedo. Numerose librerie indipendenti hanno tentato la via della diversificazione, offrendo spazi di food and beverage, ma con poco successo. È ovvio, chi ha bisogno di una birra o di un caffè, io vado in libreria per comprare dei libri. Certo che se mi offrono anche un caffè mi fa piacere, ma però forse è più buono in un caffè vero e proprio. E Graziani conclude: a me sembra che vada garantito e amato questo mestiere, curato, affinché ci sia un rapporto con il cliente in luoghi dove la relazione libraio-cliente risulti in un fidanzamento culturale che è difficilissimo poi tradire con un click. Il fascino del libro di carta è comunque tuttora imbattibile. È un oggetto sempre uguale da 600 anni e che continua a funzionare. Ho fatto un addendum, ma l'avete strappato, perché a questo punto vi faccio anche 2 parole su Wikipedia. Lo volete? Ci state? Sono la mia presidente di classe, sei tu, Stoppami. 25 anni fa, il 25 gennaio 2001, iniziò con il semplice saluto: Hello World, una straordinaria odissea nello spazio profondo del web che porta il nome di Wikipedia. Sono sicuro che tu ti annoi, perché sei di una generazione formata. Oggi Wikipedia ha 6 miliardi di visitatori al mese, è disponibile in 326 lingue e vanta più di 50 milioni di voci compilate da più di 1 milione di utenti, secondo dati riferiti al 2020. Le voci in lingua italiana sono quasi 2 milioni. Ci sono anche diversi dialetti, tra cui il ligure ed inoltre il latino e l'occitano. Wikipedia fornisce rapidamente soluzioni certe, come spiega il combinato del nome, e questo l'ho imparato preparandomi, forse voi lo sapete. Wiki è un termine hawaiano che vuol dire veloce, e pedia dal greco paideia, cioè formazione. La visione dei 2 fondatori, l'imprenditore Jimmy Wales ed il filosofo Larry Sanger, è stata di immaginare un'enciclopedia libera, indipendente e democratica. Non fa ricerca in senso stretto, né è un
una fonte primaria, non crea, mette insieme, è uno strumento di divulgazione. Col tempo si è formata una rete di divulgatori volontari a titolo gratuito, è senza pubblicità ed è sostenuta dalle donazioni degli utenti grazie alla raccolta annuale di Wikipedia Foundation. Se non sbaglio me ne accennavi tu, Nicola, no? Che ogni tanto ti chiedono un contributo. Si vede che la usi molto, perché a me non l'hanno ancora chiesto. Ah, sul serio? 2 euro al mese? La uso in continuazione, quindi non posso. No, ma scusa, ma Piero, ma ti è pervenuta la domanda? Certo, arriva sì. La uso tanto e sono anche tra quelli che correnti. Ma sai che si può davvero. Beh, certo, ma certo. Adesso questo qui è un dialogo aperto, mi sembra di essere nella piazza, nell'Agorà. Fermami, Stella, se vuoi, questo dialogo così pubblico. Faccio ridere Stella. Sì, il mio nick per le correzioni su Wikipedia è Gio Francesco. vedi che ride. Gio Francesco, che è uno dei nomi storici dei Brignole. Per quello. No, scusa, ripeti perché ero distratto. Allora, per iscriversi tra i correttori, tra quelli, bisogna dare un nick, bisogna mettere un nickname. E io mi sono scelto Gio Francesco, che è uno dei nomi storici dei Brignole Sale, per via del mio passato. Certo. Mi sembra. Ma Gio Francesco era stato anche un grande collezionista di libri, quindi da quel punto di vista. Però a questo punto faccio una domanda. Dietro questo Gio Francesco c'è una persona illuminata. Grazie. Che è qui presente. Grazie, sei tu che lo dici, quindi. Prenditi questo complimento gratuito senza darmi 2 euro. Vabbè, anche perché sarebbe eccessivo. Ecco, ma allora a questo punto però tu sei una maschera. Sei una maschera che a un certo punto può essere una maschera che manda informazioni sbagliate. No, vengono controllate le informazioni che tu fornisci. Devi spiegare perché fai la correzione e vengono verificate. Ho capito. Beh, Stella, io penso che questa sera il pubblico abbia più parlato da questo colloquio che da me. Adesso. No, mi sembra un'agorà ateniese. Piero è un volontario del sapere. Non lo sapevo. Adesso ce l'ha dimostrato. Beh, prima ti dicevo, no, ecco, allora poi finivo dicendo, se vogliamo sapere chi è Robespierre, ci fornisce un numero incredibile di informazioni, ma se però vogliamo allargare il nostro sguardo alla rivoluzione francese, alle conseguenze della rivoluzione francese, forse tutto sommato è meglio consultare, come penso farai anche tu, no? Un'enciclopedia. Sì, certo. Solo c'è scritto notizia verificata quando ci sono. Esatto. E questo vi dirò che perché bisogna rendere omaggio ad un certo miglioramento di qualità, esteri, cultura da parte del secolo XIX. L'ho letto in un articolo del 14 gennaio di quest'anno di Massimo Coutot sul secolo XIX. Cui sto facendo adesso pubblicità. Grazie Stella.
Grazie. E buona serata a tutti. Grazie a Beppe Manzitti. Vi dico solo, per chiudere la serata come devo fare, che lunedì 16 febbraio, sempre alle ore 17, Katia Cortese dell'Università di Genova ci parlerà di immagini che curano, dall'anatomia rinascimentale all'immagine digitale, una riflessione sullo sguardo scientifico e la medicina di precisione. Grazie. Grazie. Perché lo so, ma perché i giornali intanto li puoi leggere anche loro online e costano meno. Sì, però i libri c'è ancora la passione della carta. Sì. Amazon ha un difetto, non ho paura di libro. Ciao, come stai? Fatto venire in mente